Cari amici, eccoci qua per il nostro appuntamento mensile con gli oggetti della Penzeller Museum. Ci troviamo nella stanza del tempo ritrovato perché è la stanza dei giochi, dei divertimenti, dei giocattoli, delle bambole. Qualcosa abbiamo già visto quando abbiamo parlato per esempio dei presepi. Oggi però vogliamo parlare dei giochi molto vecchi degli anni 30, giochi in latta. Infatti una volta non si buttava via niente, come si usava a dire. Purtroppo oggi non è così, si spreca veramente tanto. Per cui le vecchie scatole di latta venivano riutilizzate una volta che era stato svuotato il loro contenuto per costruire i famosissimi giochi di latta. E il museo ne ha un certo numero che sono anche molto simpatici e brevemente ve le vorrei illustrare. Sono tutti raggruppati in questa vetrinetta. Ecco, questo è un esempio di un gioco molto simpatico. Vedete, ha le sembianze di un uomo che porta due valigie perché probabilmente sta andando a prendere il treno ed è in ritardo ed è di corsa. Per farlo funzionare serve una chiavetta perché ovviamente tutti questi giochi, essendo degli anni 30, sono tutti a funzionamento a molla, quindi di elettrico non c'è assolutamente niente. Sta perdendo il treno, quindi il nostro uomo corre. Avete visto che premura, è addirittura caduto dalla premura. Facciamolo ancora una volta. Speriamo che abbia preso il treno in tempo. Ecco, qui andiamo nel circo equestre, vediamo l'elefantino Dumbo che va su un triciclo e intanto fa funzionare questa giostrina. Fa anche un po' di salita, facciamolo scendere. Sono giochi semplicissimi, però sono molto divertenti. Pensate che i bambini in quegli anni si divertivano semplicemente a guardare questi movimenti. Diamo ancora un po' di carica. È veramente molto simpatico e divertente. Questo che adesso vi faccio vedere non è propriamente un giocattolo, è stato costruito intorno al 1910, quindi più di 100 anni fa, negli Stati Uniti e si chiama La scimmia Monkey insegnante. Praticamente serve per studiare la tabellina del 12. Vi ricordate che a scuola in tutti i quaderni nell'ultima pagina c'era la tabellina del 10 che serviva d'aiuto? Bene, questa è la tabellina del 12. Infatti se posizioniamo per esempio su una zampa sul 4 e magari l'altra sull'8, 4 per 8, abbiamo il risultato 32. Facciamo 2 per 9, il risultato è 18. Facciamo 5 per 8, il risultato è 40. E lo stesso per le divisioni, perché se facciamo 40 diviso 8 abbiamo come risultato 5. Se facciamo per esempio 50 diviso 10 come risultato abbiamo 5. Quindi questo era molto simpatico, addirittura c'è il supporto per cui poteva essere tenuto sulla scrivania ed essere di ausilio ai bambini che dovevano fare calcoli ovviamente più semplici fino al 12. Questa invece è la rana salterina. Sentite che fa anche proprio il rumore della rana, come se stesse gracidando. Saltella e intanto fa il suo cra cra.
Parlando di rane, anche se questo non è un oggetto in latta, ma è fatto in legno e artigianato africano, guardate la semplicità di questo piccolo oggetto. Sfregando il bastoncino sulla cresta, diciamo così, della rana, sembra quasi di sentire il suo gracidio. Molto semplice, geniale e anche molto divertente. Questo è veramente molto molto divertente, è un trenino caricato a molla e ha la particolarità che compie il circuito a X automaticamente, senza necessità di avere degli scambi elettrici, elettronici o altre diavolerie, ma automaticamente individua il percorso. Vedete che capolavoro che sapevano fare una volta nel costruire questi giocattoli. Veramente con pochissimo si ottenevano delle cose che divertivano tantissimo i bambini. Vedete quello che vi ho detto all'inizio? Venivano usate delle scatole, questa era una scatola con tutte le sue scritte, eccetera, che venivano recuperate, per cui venivano tagliate, sagomate, eccetera, e da uno scarto si andava a ricavare un nuovo giocattolo, per cui veramente non andava perduto assolutamente niente. Questa è una giostrina con gli aerei che c'erano in quel tempo. Qui non c'è la chiavetta per caricare, ma c'è una levetta che mette in azione la giostra. Quindi all'inizio gira con la forza della molla, dopodiché continua a ruotare per forza di inerzia. Vediamola ancora una volta. Sembra incredibile, però una volta i bambini si divertivano in questo modo, molto semplice, molto elementare, con giochi che costavano veramente molto poco. Fa sempre parte dei giochi in latta anche tutti gli attrezzi delle bambole. Vedete tutti i tegamini, le pentole, i barattoli, i bicchieri. Il materiale che veniva utilizzato era sempre di questo tipo, materiale metallico, mentre invece poi successivamente è subentrata la plastica e quindi non sono più stati fatti questi bellissimi attrezzi da cucina, ma questa brutta plastica che alla fine era più economica. Bene, cari amiche e cari amici, anche per questo mese abbiamo esaminato una parte degli oggetti del museo. Come vedete da questa panoramica gli oggetti sono ancora veramente tanti, per cui avremo ancora tante cose da dire prossimamente, sperando che non vi siate annoiati e che anzi magari vedere gli oggetti di un passato vi abbia suscitato qualche ricordo e magari vi siete anche potuti divertire. Arrivederci.